Allora, oggi siamo collegate con Torino, vedete Giulia Blasi, poi siamo collegate con Buenos Aires, con Maria Soledad Balsas, ricercatrice, e da Houston in Texas, e presto scoprirete perché il Texas è importante, con Francesca Gottardi. Ma io inizierei da Giulia Blasi, scrittrice. Giulia, buonasera. Buonasera. Ecco, tu ti definisci femminista. Intanto Sì, perché è devo importante spiegarla. definirsi tale? Beh, siamo nel 2021 e la legge sulla parità salariale è passata alla Camera poche settimane fa. Io direi che non c'è bisogno di spiegare perché siamo femministe. Siamo femministe perché c'è un sacco di lavoro da fare e il fatto che esista ancora una giornata per l'eliminazione contro la violenza maschile sulle donne e sulle ragazze si spiega da sola. Il lavoro dei femminismi agisce su più piani, ma anche e soprattutto per quanto riguarda i diritti delle donne, l'autonomia, l'autodeterminazione e la sicurezza delle donne. Ecco Giulia, ti cito, diciamo, forse la femminista che quelle della mia generazione, che io sono più grande di te, conoscono, e tutti noi abbiamo citato Simone de Beauvoir. Donne si diventa, è ancora così, donne si diventa, e che cosa vuol dire diventare donne ora nel 2021 in Italia? È complicato spiegare perché donne si diventa secondo la teoria di de Beauvoir, che peraltro è ancora molto valida e poi è stata anche, diciamo che è stata convalidata nel tempo anche da altre pensatrici, altre filosofe. Per dirla molto in sintesi, le donne fanno una vita molto diversa rispetto agli uomini, diciamo tagliando un po' i generi con l'accetta, perché insomma sappiamo adesso che le identità di genere sono più di due, però chi nasce in un corpo di donna, si riconosce in un corpo di donna e si riconosce nell'identità femminile, fa una vita radicalmente diversa da quella di un uomo. E noi che nasciamo in un corpo femminile e che siamo elevate come donne, a volte facciamo veramente fatica a spiegare quanto sia diversa la nostra esperienza, anche e soprattutto perché gli uomini che abbiamo intorno, che detengono la stragrande maggioranza del potere, ritengono di essere l'universale dell'umano e quindi di rappresentare anche la nostra esperienza, spesso senza saperne assolutamente nulla perché purtroppo non ci stanno a sentire. Ecco, tu hai scritto vari libri, l'ultimo è Brutta, quindi una considerazione sul nostro corpo e il corpo delle donne. Su questo corpo nostro sono state fatte tante violenze, anche diciamo con leggi, con cancellazioni e anche culturalmente. E tu descrivi una situazione che io credo che tutte le nostre spettatrici possono capire, cioè l'uomo può essere brutto, calvo, grasso, alto, magro, ma noi che dobbiamo essere sempre, noi donne, dobbiamo essere gentili ci è richiesto di apparire sempre giovani e attraenti. Questa è un po' la gabbia in cui ancora viviamo nel 2021, Giulia. Sì, è assolutamente ancora una gabbia. Negli ultimi anni è successa questa cosa interessante, che siccome la gabbia era diventata troppo stretta, le donne hanno cominciato a ribellarsi, a dire io non voglio fare continuamente delle diete, non voglio essere giovane per sempre, essere costretta a subire interventi, a farmi iniezioni, insomma, a inseguire costantemente un certo tipo di bellezza. Allora, invece di eliminare l'obbligo della bellezza, il capitalismo, che è il sistema in cui viviamo, si è inventato questa cosa meravigliosa di dirci sei bella come sei, per venderci più creme, più cosmetici, più vestiti che ci aiutino a valorizzarci, perché i nostri corpi non valgono se non hanno il valore Quindi estetico siamo aggiunto. diventate delle perfette consumatrici, e poi tra l'altro queste creme costano tantissimo, poi serviranno, non lo so. Giulia, io adesso ti chiederei di ascoltare da Buenos Aires Maria Soledad Balsas, ricercatrice, perché io ho voluto avere l'Argentina ma anche il Texas in collegamento, e dal Texas abbiamo Francesca Gottardi, perché proprio in questi mesi sia l'America Latina ma anche il Texas e negli Stati Uniti migliaia di donne, ma decine di migliaia di donne sono scese in piazza. Cioè succede praticamente ogni mese che scendono in piazza in Messico e chiedendo i loro diritti, perché ad esempio l'Argentina, il movimento delle donne, tu prima parlavamo del corpo,
le donne hanno ottenuto per prime nell'America Latina il diritto di poter decidere sul loro corpo e è stata passata una legge che permette alle donne di accedere all'aborto legale. Maria Soledad, intanto benvenuta. Salve, buonasera. Ecco, io ho letto che in Argentina sono 250 ad oggi le donne che sono state uccise, il femminicidio, cioè sono state uccise o dai loro compagni, ex mariti, e sono tantissime. E però alla polizia, diciamo, vengono denunciate le pressioni psicologiche. Come mai? Allora, 250 vittime dirette si sono registrate l'anno scorso, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020. Il fatto della violenza, così come viene definita in Argentina, non riguarda soltanto quella fisica, ma anche quella psicologica, quella a scopo sessuale, quella economica e patrimoniale e anche quella simbolica. Quello che sappiamo, perché c'è un registro unico del caso di violenza contro le mujeres, che fa sì che tutte le informazioni sparse in diverse amministrazioni pubbliche, in diversi ambiti territoriali, ci consentono di mappare la situazione in Argentina. L'ultimo dato disponibile è del 2013-2018, Quindi ancora vecchio, non un abbiamo. dato molto vecchio. Sì, non abbiamo ancora il dato per la pandemia e appunto in questo contesto risultava che all'86% dei casi le donne che si rivolgevano ai servizi sociali, al pronto soccorso, alla giustizia oppure alla polizia riferivano essere vittime di violenza psicologica. Quindi vengono soggiogate, intendi questo, diciamo, la Sì, violenza, gli uomini, il loro compagno, marito, convivente, le soggiogava ed è una sì, situazione terribile. minacce, isolamenti, umiliazioni di ogni genere per far venir meno l'autostima, no? Per limitare anche l'autonomia delle donne. Il dato curioso a questo riguardo ha a che vedere col gruppo di età più colpito, perché è il gruppo al di sopra dei 50 anni quello che Ecco, dichiara di stiamo essere vedendo delle spesso. immagini delle manifestazioni delle donne in Argentina e quello che mi colpisce è che sono migliaia e migliaia di persone per strada, quindi Sì. diciamo, era una richiesta molto sentita e vedo anche molti ragazzi, anche maschi. Quindi vuol dire che Sì, le donne, ma la società argentina sentiva questa come un'esigenza forte, così. sì, esattamente, è massiccia proprio la protesta, è massiccia proprio anche, si tratta di un cambiamento culturale che non riguarda soltanto le donne. Ecco, tu hai ascoltato Giulia che raccontava, diciamo, di questa nostra gabbia in cui nasciamo e veniamo cresciute culturalmente. È anche così in Argentina? Sì, certo, diciamo, fa parte anche del sistema capitalistico che Giulia descriveva, diciamo, in quanto tale ci sono dei pattern comuni che si ritrovano in tutto il mondo, Quindi che più che però capitalistico magari anche un sistema abbastanza maschilista, direi, oltre che capitalista. certo, sì, però il fatto è che il capitalismo ha bisogno di ampliare o ridurre l'offerta di lavoro all'interno del mercato del lavoro, per cui le donne sono la variabile più sfruttabile. Ecco, qual è la particolarità dell'America Latina, Maria Soledad? Perché diciamo in Europa abbiamo delle leggi su cui noi ci possiamo basare e rivendicare i nostri diritti. Poi non è detto che nella vita quotidiana questi diritti siano garantiti. E invece in America Latina qual è la situazione?
Posso dire che in Argentina in particolare il tema ha acquisito una visibilità sociale molto nota, soprattutto negli ultimi anni. Sono state portate avanti diverse iniziative su diversi fronti, sia da quello istituzionale sia da quello della partecipazione politica femminista, possiamo dire. Ci sono tante leggi che sono state approvate negli ultimi 15 anni che riguardano la situazione della donna in Argentina. Per esempio, l'ultima che è stata passata a dicembre scorso è stata una dura battaglia, riguarda al diritto dell'aborto, no? Sull'aborto. Diciamo, è una realtà molto sentita in Argentina che diciamo, non è incominciata l'anno scorso, ma è la prima campagna che si verifica nel paese, risale al 2003, 2004, 2005. Prima ancora c'erano gli incontri nazionali di donne che si sono organizzati al ritorno della democrazia nella decada degli anni Ottanta. Diciamo, c'è una tradizione di lotta per i diritti delle donne molto forte. Ecco, Per non no, e parlare... pensare che insomma adesso l'avete ottenuta, in Italia è legge dal 1978 e in molti paesi dell'America Latina è assolutamente vietato. E di aborto poi parleremo con il Texas, con gli Stati Uniti. Ecco, ti chiederei di anticipare, Francesca Gottardi, avvocato che è collegata dal Texas, ecco, uno immagina gli Stati Uniti patria dei diritti e delle libertà, eppure in Texas con la nuova legge è praticamente per una donna impossibile accedere alla scelta oppure prenderla in considerazione, perché con la nuova legge 6 settimane, cioè quindi come dire, questo lo spiego per i maschi, insomma dopo 4 settimane, come dire, a 5 settimane uno probabilmente sa che è incinta, quindi ha una settimana di tempo per poter accedere, fare tutte le decisioni drammatiche del caso e accedere all'interruzione di gravidanza. Se scavalla quelle settimane e chiunque l'aiuta, anche il tassista che la porta in clinica, può essere multato per $10.000. Ed è una situazione che adesso, Francesca, descrivici te che cosa vuol dire questo per le donne. Beh, questo vuol dire innanzitutto un ulteriore affronto a quella che è l'autonomia decisionale di una donna, perché si capisce la scelta di portare a termine una gravidanza, è una scelta molto personale che incide sul nostro corpo in modo significativo e quindi toglierla in questo modo di fatto toglie anche quello che è la dignità della donna e la sua, ripeto, autonomia decisionale. E poi vorrei ricordare che questa legge, che è stata passata col 1° settembre 2021, è stata molto controversa, e non solo impedisce alle donne di abortire dopo la 6ª settimana, ma non prevede eccezioni di alcun tipo neanche per quanto riguarda gravidanze indesiderate che accadono a seguito di stupro, di incesto o di abuso sessuale. E persino anche in aggiungerei caso di, diciamo, che di pericolo per la mamma e per, diciamo, neanche lì si può decidere, cioè è veramente una legge quasi medievale. esatto, la legge è volutamente vaga sul livello di rischio che è accettabile per la madre e quello invece che permetterebbe ad un medico di procedere con l'aborto. E il fatto che la legge sia così vaga pone un problema, perché ci si figuri un medico che è nella condizione di dover decidere il da farsi, questa legge agisce come deterrente Ma le donne texane che devono fare? Devono diciamo andare in un altro stato, devono prendere, insomma anche con tutti i costi connessi, andarsene in California, oppure che cosa possono fare? Si tornerà alle mammane, come dire, agli aborti clandestini, insomma.
Sì, questo è un argomento spigoloso, in quanto l'aborto a livello federale, quindi gli Stati Uniti, è legale, pertanto ci sono altri stati che permettono l'aborto fino alla viabilità del feto, che sono quindi circa fino alle 24 settimane. Tu so che stai seguendo anche un dottorato sulla violenza di genere sulle donne native americane, quindi in Texas, cioè i nativi americani sicuramente non sono le miliardarie, anzi hanno, diciamo, tutta una serie di problemi in più. Qual è la situazione tra i nativi americani ma anche tra la comunità afroamericana? Le donne nativo-americane come le donne afroamericane sono spesso in condizioni svantaggiate proprio per questo sistema politico di cui parlavamo prima, e si pensa che ad oggi le donne native americane vengono uccise con un tasso di 10 volte superiore alla media nazionale relativa a donne non indigene. E in Texas 4 donne native americane su 5 fanno esperienza di violenza di genere nel corso della loro vita. In Texas c'è un numero verde, oppure in Argentina c'è diciamo, a chi si possono rivolgere queste donne? Sì, in Argentina c'è una linea telefonica che è il 144 per assistere alle donne in situazioni di violenza, e durante la pandemia sono state attuate delle misure compensatorie anche per aiutare alle donne che si sono trovate in difficoltà all'interno di case, nuclei familiari violenti. Ecco. Per quello che riguarda la violenza psicologica, come accennavo prima, una cosa che richiama molto l'attenzione è che in Argentina è spesso dichiarata da donne che hanno più di 50 anni e dicono di subirla per via dei propri figli. Certo, infatti questo è, diciamo, quello, probabilmente sono persone anche molto sole. Giulia, in chiusura, diciamo, il consiglio che potresti dare a una giovane donna perché che non cada, come dire, soggiogata, e che una giovane donna che deve crescere forte e libera. Qual è il tuo consiglio? Io non do più consigli alle donne per il semplice fatto che questo problema viene sempre affrontato dal lato sbagliato. Noi continuiamo a parlare alle donne come se le donne non si rendessero conto di essere in una relazione violenta e il problema fosse che le donne non denunciano o non se ne accorgono. Sicuramente c'è una forma di normalizzazione della violenza, dobbiamo fare attenzione. Molte delle cose che noi consideriamo normali in una relazione non lo sono, essere controllate, il fatto che il nostro compagno decida se ci possiamo tagliare o meno i capelli, come ci dobbiamo vestire, eccetera. Però quello è un discorso che possiamo fare soltanto se allo stesso tempo facciamo un discorso forte di educazione degli uomini, perché non abbiamo mai chiesto agli uomini di fare autocoscienza. E non c'è soltanto la violenza è un fenomeno di picco, ma c'è un'intera cultura della sopraffazione rispetto alle donne e noi da quello dobbiamo partire. Continuare a parlare alle vittime non ci serve a niente, continueremo a avere delle morte finché non riusciremo a fare prevenzione. Cioè, se ci fossero meno carnefici ci sarebbe meno violenza. Nessuno, non ne vogliamo più nessuno, basta con la violenza in assoluto, basta. Basta con la violenza, basta con la violenza, e questo io, diciamo, sono con voi, vi abbraccio virtualmente. Grazie, grazie Maria Soledad, grazie Francesca e grazie Giulia di essere stata con noi. Ora vediamo la storia di un servizio, di una storia di violenza, purtroppo una delle tante che è accaduta in Italia. Vediamo.